We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org. Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Come di consueto stiamo trasmettendo dal Record Space di Cittafiera e siamo al nostro consueto appuntamento con Scopriamo il Friuli Venezia Giulia. E oggi torniamo nella bellissima città di Udine, una città ricca di storia, di cultura, di enogastronomia, di eventi, di appuntamenti importanti, ma soprattutto Udine, città romantica. La Udine di Lucina Savonian e Luigi D'Apporto, i veri Romeo e Giulietta. Noi sappiamo che circa 20 anni fa il professor Albino Comelli fece una ricerca e venne a scoprire che l'origine di questi due famosissimi innamorati famosi in tutto il mondo nascono proprio qui da Udine, dal Friuli, sono friulani, hanno origini friulane. E quindi andiamo a vedere questa bellissima città sotto tutti i suoi aspetti. Tra l'altro con i nostri Romano Paludniak ed Elbrick Boss andiamo a vedere proprio i posti più belli, anche quelli più nascosti, meno frequentati, e andiamo anche a visitare l'hotel Ambassador, che è l'hotel che ospita proprio i turisti anche a livello sportivo, quindi turisti che arrivano in bicicletta, attrezzati, e non è una cosa da poco, perché bisogna essere attrezzati anche come hotel per ricevere questo tipo di turismo. E quindi io do il benvenuto, il mio saluto a Romano Paludniak, che si trova in una via storica di Udine, via Gemona, e alle sue spalle ha la famosissima Roggia. Buongiorno Romano, benvenuto. Bello il posto qua, Ci credo, molto bello, ma molto. Come vedete anche in città ci può essere l'acqua, questa è una bella roggia, quindi è stata canalizzata, quindi l'uomo può intervenire, è intervenuto nei vari anni e ha fatto sì che poi città appunto come Udine, ma anche altre città in Italia hanno avuto un valore importante, che l'acqua, che poi prima di arrivarci ci sono anche i mulini, no? Quindi una volta si viveva così ed è tuttora oggi il bello di Udine, che è molto particolare perché ci sono queste rogge che attraversa tutto il centro storico, sotto nel centro storico, e prosegue per andare fino in Piazzale Cella, questa roggia qua, no? Come potete vedere il panorama è molto suggestivo perché ci troviamo in una via storica del comune di Udine e siamo in via Gemona. Ecco, via Gemona è fantastica, perché è una via molto larga, storica, è quella che arriva da via Tricesimo, che prosegue, no? Per arrivare fino in centro, no? Per dare un'idea, no? E quindi abbiamo una via storica spettacolare che oggi, tra l'altro, c'è un senso unico per le auto e c'è la pista ciclabile che passa di qua. Noi per arrivare qua comunque abbiamo fatto anche l'Alpe Adria Trail, ciclovia Alpe Adria, che passa anche vicino allo stadio Dacia Arena e è anche vicino a dove c'è Martignacco, Cittafiera, no? E quindi abbiamo pensato un'idea un po' sia in chiave turistica, ma anche in chiave di chi vuole appunto fermarsi a Udine, stare 2 giorni con noi e quindi viverla da tutti i punti di vista. Possiamo fare dei percorsi a piedi e possiamo fare dei percorsi in bici, no? Qua, quindi chi vuole unirsi a noi è il benvenuto. Ecco, allora Romano, adesso raggiungi subito Elbrick e così vediamo dove ci portate di bello e soprattutto che cosa ci farete vedere. Anche Udine è quella che ha la piazza grande sotto il castello, dove c'è anche l'ufficio turistico, no? Andremo a vedere come può uno che ha una bici, come può sfruttare da questo punto di vista le vie di Udine, no? Quindi muoversi in totale sicurezza
e quindi adesso ci spostiamo dove troveremo anche la compagna di questo viaggio, che è il Brick Boss, che è guida turistica, perché così ci permette di scoprire anche altre curiosità della Udine storica e culturale. Allora Elbrick, qua siamo in piazza Primo Maggio, splendida, no? E qua c'è l'ufficio turistico, ci fermiamo un attimo qua all'ufficio turistico. Ecco, parcheggiamo le bici qua, guarda che bene. Vediamo cosa propone qua l'ufficio turistico, ma Elbrick, tu sai tutto di Udine, no? Quindi... Sì, dai, tante volte partivo proprio da qua col giro turistico. Questo, diciamo, è l'incontro famoso per la partenza delle visite guidate di Udine, questa splendida città. Siamo in piazza Primo Maggio, oggi soprattutto un grandissimo parcheggio, ma una volta qua c'era siamo fuori dalle mura antica di Udine, e qua una volta avresti visto un laghetto, c'era dell'acqua. Esatto. C'era dell'acqua che veniva portata proprio dalla roggia, era una zona anche assai paludosa, che è stata poi bonificata col tempo per poter fare anche un mercato fisso, no? Santa Caterina, primo mercato, diciamo, fisso annuale organizzato qua a Udine. E abbiamo ancora una bellissima fontana e una collinetta verde, un po' rialzata, da dove sotto si trovano i bunker antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che qua è una delle due rogge, l'altra l'abbiamo vista prima, che passano Sì. per Udine, no? Sì, lì c'è la roggia di Palma, che poi entra in città, e poi c'è la roggia di Udine. Infatti quest'acqua ovviamente era molto molto importante. Una volta Udine era completamente circondato da un fossato, anche il primo cerchio di mura, dove oggi c'è il via Mercato Nuovo. Lì una volta esatto. passava proprio l'acqua, era quindi anche sia necessario per poter vivere, ma anche un mezzo di difesa, no? Quindi Della adesso città. raccogliamo qualche spunto qua anche all'ufficio turistico e poi andiamo a scoprire la città. Ci sono parecchie opportunità, no? Tanti percorsi qua a Udine. Tanti percorsi, tanti bei posti storici. Adesso entriamo per la famosa Porta Manin, una delle 4 porte che sono ancora in piedi di Udine. Una volta ovviamente erano molto di più, ma quelli che sono ancora oggi visibili. E da lì in un attimo arrivi in Piazza della Libertà, Piazza Duomo, quindi andiamo alla scoperta di Udine. Ecco, fermiamoci qua per capire se si può entrare in centro, perché, Sì, ok. perché bisogna stare attenti adesso a queste regole. Vedi che sono anche i vigili in bicicletta ormai. Sì. Sai, Romano, quella chiesa lì, dopo magari ci andiamo, quella è la chiesa di Splendida. Sant'Antonio Sì. Abate, che è sconsacrato, no? Oggi viene utilizzato ogni tanto per delle mostre, però fa parte del palazzo patriarcale che è lì a fianco, no? Il palazzo vescovile. Oggi c'è la sede dell'arcivescovo, ma una volta lì aveva la residenza il patriarca di Aquileia. Ecco che ne abbiamo già parlato in altre puntate, no? Quindi... Quando è andato distrutto il castello dopo il terremoto, anzi, quando sono arrivati i veneziani, no? Nel 1420, il patriarca doveva trovare un'altra sede e ha fatto costruire lì un palazzo che poi col tempo altri patriarchi l'hanno ingrandito, e poi diciamo sotto i patriarchi del film è successa una cosa bellissima, perché loro erano di Venezia, no? Questi patriarchi, e avevano già conosciuto il famosissimo pittore Giambattista Tiepolo, pittore barocco a Venezia. Si vedono tanti cartelli qua, no? Perché è un momento anche propizio per... Io consiglierei di fermarci a Udine qualche giorno in più, in questo caso, perché così possiamo vedere tutte queste curiosità, no? Abbiamo anche la bici, possiamo muoverci tranquillamente, questa è bella giornata, no? Sì, perché Udine viene chiamata anche la città del Tiepolo, perché proprio lì all'interno c'è la galleria di Tiepolo e altre 2 sale dove lui, diciamo, ha affrescato
delle scene bibliche che hanno a che fare proprio con il patriarcato e anche con la fine del patriarcato, che è successo proprio nel 1751, quando il patriarcato di Aquileia ha smesso di esistere e si sono sviluppati l'arcivescovato di Gorizia e l'arcivescovato di Udine. Sì. Quindi una tappa è anche un museo, quindi si può visitare. All'interno, no? Si può visitare sia il piano dedicato alle sculture lignee sacre che sono state recuperate dopo il terremoto del 76 e poi la galleria dedicata agli affreschi di Tiepolo. Sì. Andiamo avanti però adesso, perché io adesso vorrei trovare un localino qua, magari se troviamo lì in centro, qualcosa so, perché conosco Udine, quindi vediamo se è aperto il locale proprio dietro il Duomo. Andiamo Okay. là. Va bene, dai, andiamo. Ai portici, adoro Udine che ha questi portici, questa via Vittorio Veneto lunghissima con i portici. Che bello! È imponente questo Duomo. È il bello di andare in bici, che puoi veramente spostarti con facilità e scoprire tutta la città, no? Eh sì. Poi vedi quanti dettagli architettonici ci sono. Sapevi che oltre ad essere Duomo è anche cattedrale? Ah, Perché è la sede. ecco, questo non sapevo, pur essendo friulano. Fantastica questa qua, è bello girare in bici perché poi ti puoi fermare, ma ti puoi spostare, scoprire tutta la città. Non devi cercare parcheggio. Esatto, guarda che è incredibile questo Duomo qua, no? Questo Duomo è qua da più di 700 anni, è la chiesa più importante della città. È un Duomo che si vede benissimo da fuori, no? Diversi stili architettonici, perché è stato costruito ancora, pensate, nel XIII secolo. Caspita. Ma non si chiamava Duomo Santa Maria No? Annunciata, si chiamava la chiesa di Santo Odorico. Aveva un altro titolo. Sì? Poi per un periodo si è chiamata Santa Maria Maggiore e già adesso da tantissimo tempo si chiama Santa Maria Annunciata. Allora si vede che praticamente è stato costruito in 3 fasi, no? Si vede la parte centrale era in stile romanico, poi sono stati aggiunti, no, dei stili gotici, per esempio si vede le finestre, no, a sesto acuto, che è un tipico segno del periodo gotico. Poi sono state aggiunte le 2 ali laterali per poter costruire le varie cappelle che ci sono all'interno e poi addirittura è stato alzato in epoca rinascimentale, quindi abbiamo 3 stili qua. Però quando entri cambia completamente tutto, perché alla fine del XVII secolo, inizio del XVIII secolo, l'interno è stato completamente modificato in stile barocco dalla famiglia, su ordine della famiglia Manin, che ha pagato un bel po' di soldi per creare un altare bellissimo. Ebrick, quello che dico sempre io, se io vengo qua senza di te, che sei guida turistica, sì, lo guardo, sono affascinato, però capire che cosa c'è, veramente questo valore, capire com'è, cosa c'è, la storia, le fasi, è importantissimo, no? Sì, perché rende una visita più piacevole. Guardi una cosa, ma rendi conto che cosa stai guardando. Ma io ho letto anche che è cattedrale. Perché? Sì, allora tanti non sanno che questo Duomo può chiamarsi benissimo la cattedrale di Udine, perché all'interno c'è la cattedra, questa poltrona dove si siede, e nel nostro caso l'arcivescovo di Udine. Quindi, visto che Udine ha un arcivescovo, la chiesa più importante della città può chiamarsi cattedrale. Ah, ecco, vedi, io che sono friulano queste cose qua non le sapevo. Ecco, si impara sempre. Il campanile del Duomo è stato costruito sopra l'antico battistero. Quindi prima c'era soltanto il battistero, che ha sempre questa forma ottagonale,
perché il numero 8 ci fa ricordare che Dio ha creato la terra in 6 giorni, no? Il 7° giorno, la domenica, ci si riposa. L'8° giorno è il giorno, diciamo, dopo l'Apocalisse, quando colui che è stato battezzato andrà in paradiso, in cielo, quindi l'8° giorno. Ecco, quindi si parla di numeri, no? Come Si abbiamo parla di parlato anche a numeri. Palmanova, che è proprio i numeri sono fondamentali. Sì, Là il ma 3, lì sono basati sul numero 3, 6, 9, Sì, non sì, sul sì. numero 8. E quindi, avendo usato come base il battistero, hanno voluto fare un campanile molto più alto di quello che è oggi, ma hanno notato che il battistero non reggeva abbastanza Sì, tutto quel sì, peso, sì, sì. quindi hanno dovuto fermarsi prima, perché sai qual era l'idea originale No. per fare? Volevano mettere, visto che la cattedrale si intitola a Santa Maria Annunciata, e sopra il campanile della chiesa più antica di Udine, Santa Maria in Castello, abbiamo il nostro arcangelo Gabriele, volevano mettere sulla punta, in cima al campanile del Duomo, Maria, per creare la scena dell'Annunciazione. Che idea fantastica. Mi piace questa cosa, il fatto dobbiamo sempre girare assieme, perché sport, cultura, no? Sport, cultura assieme. E la cultura non deve essere per forza noiosa, Esatto, no, ma tu sei perché ti bravissima. fa apprezzare di più dove vivi. Perché tu riesci a rendere tutto in maniera piacevole, no? Allora, Elbrick, Bene, ti è piaciuto? caspita, sì. Adesso però, siccome io ho mappato un percorso di Lucina Savorgnan e Luigi De Portis, alias Giulietta Romeo, no, in Friuli, questo percorso tocca 8 location, tra cui Udine. Andiamo, visto che è qua vicino, andiamo a scoprire questa location, no? Ok. Che tu sai già tutto, no? Perché Vedremo, visto che tu l'hai mappato, forse ne sai qualcosa di più. sì, andiamo a scoprire dov'è questa Ti location. racconto quello che so io. Piazza Venerio, no? Che è qua vicino. Piazza Quindi, Venerio. allora, anche in bici noi dobbiamo sempre seguire chiaramente la segnaletica stradale, che è importante, perché non è che qua facciamo quello che vogliamo, no? Quindi adesso laggiù seguiamo le indicazioni che ci portano Sì, nell'altra piazza. a 2 passi da qua. Bene, vamos. Allora, Elbrick, qua affrontiamo anche questo argomento che l'amore mi è sempre una cosa che mi ha colpito, e ha colpito tanti, no? In giro per il mondo, no? Quindi Non si vive senza l'amore. si dice che tutto è nato qua, no? Tu cosa sai di questa storia? L'amore di... Di Lucina e Luigi, no? Lucina. C'era un ballo in maschera qua nel 1511. Sì, allora la storia dice che c'era questo capitano veneto, Luigi da Porto, che ha dovuto venire a Udine, perché stiamo parlando di un periodo un po' movimentato qua, no? Sì. C'era la guerra di Cambrai, la Lega di Cambrai, dove l'Austria cercava di invadere, diciamo, il nostro territorio, 1511. E Luigi era un cugino. Questo è il motivo, no? Perché c'è un diario segreto. Era no? un cugino di Lucina, Di Savorgnan, Lucina, ecco. perché Savorgnan qua a Udine è un cognome. Savorgnan, guarda, è un nome strafamoso perché erano, diciamo, era la famiglia più conosciuta, la famiglia nobile più conosciuta di Udine. Addirittura ringraziamo loro oggi per lo stemma della città di Udine. Vedi, no? vedi, sì che... Era lo stemma della famiglia di Savorgnan. Che poi c'erano varie frazioni, c'era Sì, la sì. frazione del Tor, di Osoppo.
E c'era il 26 febbraio 1511, pieno carnevale, la mamma di Lucina aveva organizzato, perché era vedova, ormai il papà era già morto, aveva organizzato un ballo mascherato, no? All'interno di un palazzo Savognano, che si trovava qua. Però non c'è più. Qua abbiamo i parcheggi sotto, no? Proprio siamo nel centro di Udine, no? Perché cosa è successo? Poi giusto il giorno successivo alla festa, dove si dice che Luigi e Lucina probabilmente si sono conosciuti, perché lui poi più avanti in una delle sue lettere accennava quella sera che ha visto questa bellissima Lucina, che aveva all'epoca soltanto 15 anni, doveva praticamente fare il suo ingresso, no? Nella società di allora, anche perché aveva un'età in cui iniziavi a pensare a un eventuale matrimonio. Il giorno dopo, il 27 febbraio 1511, scoppia qua in città una guerra civile tra due frazioni, gli Strumieri e gli Zamberlani, che una parte erano di filo veneziano, con a capo Antonio Savorgnan, e una parte era di filo austriaco. Cosa succede? Antonio era lo zio di Luigi da Porto e faceva un po' finta che davanti alle porte di Udine c'erano gli austriaci che volevano entrare e creava un panico all'interno della città. Poi si sono proprio dati allarmi, è successo che i seguaci di Antonio Savorgnan erano soprattutto la classe media e i contadini, invece i seguaci della Torre era la classe nobile, erano conti, erano castellani, tante volte erano anche famiglie che venivano da famiglie germaniche, che si erano trasferiti in Friuli perché c'era un patriarca che spesso veniva dalla Germania o dall'Austria. E quindi vanno alla caccia di tutti questi nobili, e alcuni sono stati anche veramente brutalmente uccisi, maltrattati. Diciamo che Antonio Savorgnan un po' l'ha combinato troppo grosso, perché dopo aver ucciso tantissimi nobili ha capito che era meglio un po' scappare, perché anche la Repubblica di Venezia non era molto contenta, no, di questo episodio, l'aveva combinato un po' troppo grosso. Un anno dopo circa, mentre è scappato, è andato in Austria, quindi ha cambiato bandiera, no? Prima era contro gli imperiali, poi era proprio imperiali. L'hanno beccato a Fila ed è stato ucciso proprio sulle scale del Duomo di Fila, in Austria, no? E cosa succede? La Repubblica di Venezia non dimentica e ha detto il palazzo della famiglia Savorgnan va distrutta, va completamente distrutto. E infatti qua una volta questo bellissimo palazzo non c'è più. Ecco il motivo quindi. La Repubblica di Venezia ha dato ordine di distruggerlo per quello che aveva combinato Antonio Savorgnan. E anche perché poi magari i pezzi di valore andavano venduti anche per un po' venire incontro, no? Al danno che avevano subito i castellani, perché tanti castelli sono non andati completamente distrutti, perché cosa è successo? Neanche un mese dopo, marzo 1511, c'era questo fortissimo terremoto qua, no? Che ha distrutto altra situazione difficile, no? Quindi quello che era rimasto in piedi ancora un po' ci ha pensato il terremoto, quindi i vari castelli intorno alla città di Udine sono andati distrutti un po' per i danni fatti durante il Giove di Grasso e poi crollato tutto dopo il terremoto del 1511. Invece quello che è ancora oggi in piedi, grazie a un grandissimo restauro dopo la guerra, perché anche la chiesa di San Francesco era andata quasi del tutto distrutta, questa è una chiesa del 300, una chiesa molto antica dei Infatti una foto che io l'ho messa questa foto anche su questo percorso, no, delle 8 tappe che lo si trova proprio anche su Amare in bici, che c'è proprio questo percorso che si inserisce, no? I percorsi sono studiati anche per fare massimo 50 km al giorno, per quello si consiglia appunto di stare più giorni in una città, no? E poi di scegliersi il percorso. Se si sceglie quello di
cosiddetto Giulietta Romeo in Friuli, che sarebbe Lucina e Luigi, si trova questa foto qua, no? Bene, andiamo avanti allora. Ecco, ci fermiamo qua, Elbrick, cosa dici? Guarda Elbrick, Dom, Friul, Food and Wine, ma soprattutto welcome. Welcome cyclists, benvenuti ciclisti. Quindi non bikers con le moto, è una figata questa cosa qua, è bellissimo, no? Ci accolgono, vediamo. E beviamo una birra? Sì, vediamo dove ci sediamo Buongiorno. qua. Ciao, accomodatevi pure. Oh, bene. Buongiorno, Buongiorno. Eccoci. come ti chiami? Luciano? Ah, ecco, Luciano. Ci sediamo qua? Perfetto, qua Abbiamo il sole. pensato di bere 2 birre buone. Due birre, la birra di Udine, Dormis. E qua, lì c'è scritto Welcome Cyclist, quindi noi siamo ben accetti. Ben accetti tutti, anche quelli dall'estero. Ecco, Specialmente. tutti, C'è turisti. scritto in inglese, welcome cyclists. Arrivano Torneranno. Arrivano, sì, Alpe Adria arriveranno. di nuovo. Perché Torneranno. si passa di qua, no? Perché qua, Chiaro, chiaro. Questo è un passaggio quasi obbligato. Quasi obbligato. qua mi piaceva questo costo perché c'è scritto Food and Wine, no? Quindi, però, Dom, cosa vuol dire? Dom vuol dire tante cose, Internazionalmente vuol dire duomo o cattedrale, Sì. o nelle lingue slave casa, quindi Casa. qua si trova come a casa, Ecco. dietro al duomo. Bene. È stata la Domus. La Esatto. Domus, Domo, no? sì, La esatto, villa, dal la latino, casa. chiaramente, dal latino. Il locale è tuo, no? Sei titolare, Quindi sì, hai sono pensato titolare, tu questa? Quindi sì, ho pensato io questo, per ricordarti, chi viene dall'estero si ricorda, un nome facile da ricordare. Sì, infatti. È una vetrina del Friuli Venezia, quindi tutti i prodotti tipici, dai vini alle specialità culinarie del Friuli Venezia Giulia. Anche perché io che sono delle varie noti zone, Cividale Friuli, conosco il dialetto sloveno e quindi na domu a casa, no? A casa, na domu. Quindi la casa adesso mi porta la birra della casa di Udine, birra Dormis. Però vorrei anche mangiare qualcosa, no Elbrick? Cosa dici? Abbiniamo un prosciutto cotto di Trieste Sì. col creme, Ottimo. della specialità proprio austro-ungarica, Ecco, rimasta qua così. dal tempo di Franz Josef. No? Va bene? Bene, Benissimo. grazie Luciano. Quindi grazie. adesso vado a preparare i crostini e la birra che ha il suo tempo per preparare, sempre i 3 minuti della pils, no? Spinata, no? Spinata. Bella Bravo, fresca. bravo. Bella fresca. Così ci vuole. Arrivo subito. Grazie. Saluta allora. C'è un brindisi allora. Prost. Sì. Guarda che facciamo anche un selfie qua Via. Disponibilissimo, Luciano? Ah, che sete che avevo col creme.
Gabriel direttamente dal Brasile. Piacere. Dal Brasile. Noi siamo internazionali, quindi vogliamo anche il pubblico internazionale qua. Certo, e questo mi Giusto. piace, perché dobbiamo far conoscere il nostro Friuli. io giro sempre con la guida turistica che conosce 5 lingue, no? Quindi Giusto, è bello così, giusto. perché sennò come fai? Se no rimaniamo furlani potocchi, dicono qua. Ascolta, ma adesso abbiamo bevuto la birra, io voglio capire se hai anche vino e che vino hai, cioè hai un'enoteca? No, non è un'enoteca, è un punto di assaggio di tutti i vini del Friuli qua. Io ho scelto 3 cantine rappresentative delle zone del Friuli, anzi 4, perché ho preso anche del Carso triestino. Quindi devo fidarmi di te, no? Devi e sai che è una buona scelta, no? Sai che è una buona scelta. Guarda che bel paglierino, forte paglierino. Eccolo qua. Sì. Questo è il Friuli Giulia, che si può veramente essere accolto in maniera meravigliosa e ospitale, no? Sì. In questo caso da Luciano. E anche un po' di cultura, no? Mettiamo Esatto. un po' di cultura. Sì. Diffondiamo oltre che Esatto. la buona cucina e i buoni vini, anche la cultura, no? Fai un po' fatica. Un amico mi ha detto una curiosità, che tu hai anche un, diciamo, possiamo chiamarlo amaro, qualcosa di... Abbiamo l'amaro, il Pelinkovac. Il Pelinkovac è un amaro a base di assenzio, di erbe e assenzio. Questo qua della tradizione slovena, ecco, sì, o istriana. Questo qua è probabilmente istriano. Vedi? Istriano, sì, veramente. Infatti vedi che... questo qua dopo aver mangiato, fatto un bel pranzo qua, puoi degustare questo, magari con un po' di ghiaccio con la scorza di arancio. Ecco, buona idea. Fai una bella degustazione di Pelinkovac. Sì. O l'amaro d'Istria anche. O se no, ancora meglio, abbiamo il Terranino, che è un liquore di Terrano, che è un nostro vino autoctono proprio dalle parti di Trieste, no? Sul Carso. È sempre un tipo... Terranino. Questo qua non l'avevo ancora visto, Terrano lo conosco, no? Ecco, questo qua è un liquore di Terrano. Terrano è un vino difficile, molto, molto duro, devi abbinarlo a carni. Intanto io sono soddisfattissimo di essere venuto qua, perché qua chiaramente siamo proprio dietro il Duomo, dietro il campanile ottagonale, come abbiamo visto prima, e quindi brindiamo alla bellezza del nostro Friuli Giulia, perché noi facciamo la trasmissione Scoprire il FVG. Ecco, Romano nel frattempo ha raggiunto via Carducci, un'altra via centrale di Udine, e si trova di fronte all'Hotel Ambassador. Dopo scopriremo anche perché di fronte all'Hotel Ambassador. Di fronte all'Hotel Ambassador, fra l'altro, c'è il giardino dedicato a Giovanni Pascoli. È un giardino molto bello, molto curato, che permette di rilassarsi, fare qualche camminata, andare a leggere, un piccolo polmone verde in una zona centrale della città. Romano, eccoci qua, raccontaci un attimo del perché ti trovi lì e cosa vedi intorno a te. Mi trovo qua, come vedete, davanti all'Ambassador Palace Hotel ci sono le bandiere a indicare che è un luogo per i turisti di qualsiasi nazione, no? Quindi sono speciali nell'accoglienza sia per chi lavora a Udine, ma anche per chi è uno sportivo o uno che ama spostarsi in bici e fare cicloturismo, no? Quindi come vedete io ho la mia bici che è muscolare, però
qua ci sono parecchi, c'è un via vai di ciclisti che arrivano e che usano la bici, quella, la gravel, che comunque ti permette di poter appunto anche avere tutti i bagagli con te, no? Quindi di muoverci in totale semplicità. E qual è l'idea? L'idea è quindi di alloggiare qua, quindi 2 giorni, quindi per poter girare Udine, ma si aggiungeranno altre persone, altri turisti che alloggiano in questo hotel, che quindi arrivano, sono turisti che sono venuti a visitare il Friuli-Venezia Giulia, no? E si uniranno al gruppo sia dei residenti friulani, no? E quindi c'è l'opportunità, così adesso avremo modo vi facciamo vedere come funziona un hotel che è attrezzatissimo per tutti i servizi che può avere il cicloturista, no? Ma anche per un friulano, no? Che dice: ma voglio alloggiare a Udine con voi 2 giorni e seguirvi in questi percorsi. Qua siamo comunque vicino anche alla stazione, quindi chi vuole anche venire può alloggiare all'hotel o con la bici, oppure si può anche noleggiare la bici e quindi essere accompagnati da noi. Vedremo che è una figata questo, come si dice, uso una parola in gergo, perché veramente ci sono tutti i servizi, ma siamo anche, come dicevi tu, siamo di fronte ad un parco bellissimo e quindi abbiamo tutto a Udine, possiamo scoprire Udine da tutti i punti di vista, naturalistici, storici, culturali, enogastronomici, no? E dopo vedremo tante chicche. E andremo a conoscere anche appunto la cucina di questo hotel, no? Quindi tante curiosità. Ecco Romano, io ti chiederei una cortesia, se tu riesci a spostarti un attimo e a fare una panoramica del parco col cellulare, sì, così sì, lo vediamo. Ecco, come vedete dopo il blocco della pandemia piano piano c'è stata una ripresa, no? E quindi ecco, così vediamo bello in fiore, estivo. ecco, Proprio davanti all'hotel, quindi esatto, ci si può anche rilassare. Chi vuole pranzare, cenare oppure fare la colazione all'Ambassador Palace Hotel di Udine ha l'opportunità di avere una bella vista sul parco. Adesso entriamo, comunque. Abbiamo deciso sul suggerimento di Pierluigi, no, il direttore, di prendere una colazione qua, un coffee break, no? Che abbiamo parcheggiato le bici e in questo hotel, quindi Ambassador Palace Hotel, perché è un hotel veramente splendido, no? 4 stelle, ma abbiamo scoperto che veramente a livello di servizi è qualcosa di veramente unico, no? Perché io che viaggio vedo e curate molto in particolare, quindi ho voluto assolutamente conoscere la titolare, no? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Mi chiamo Laura Marini. Laura Marini, abbiamo già fatto amicizia perché è veramente una persona squisita ed accogliente, quindi quando si parla di accoglienza a 5 stelle 4. 4, come l'hotel. Come l'hotel, esatto. Allora, volevo capire com'è nata questa idea di dare questi servizi e abbiamo già visto, perché mentre parcheggiavo anch'io la bici entravano di continuo anche dei altri ciclisti, no? Sì. Ma ciclisti di quelli che fanno anche tanti chilometri e vanno con le bici gravel, con le bici che comunque sono attrezzate col packaging, no? Sì. Per fare tanti chilometri e che addirittura potrebbero andare anche con la tenda, però ho visto che ci sono dei turisti un po' più lussuosi, mettiamoli così. Esatto. Sono dei nostri clienti. Diciamo che questa iniziativa di mettere a disposizione dei nostri clienti un'officina attrezzata con una lavanderia
il cicloturista che arriva alla sera, al pomeriggio, che ha bisogno di lavare gli indumenti, ha bisogno di lavare la bicicletta, ha bisogno di pezzi di ricambio, ha bisogno di sistemarli, preparare la bici per un domani mattina. Infatti ho visto che proprio ci sono tutti i sopporti, anche il cavalletto per appoggiare la bici, ci sono dei piccoli pezzi di ricambio dell'ultimo minuto. Sì. È una necessità che i nostri clienti ci hanno manifestato nell'arco da 10 anni a questa parte, penso che si possa dire così, Romano, no? Sì. Che è un turismo che si è sviluppato nell'ultimo decennio. Esatto, sta prendendo sempre più piede, sì. Lo confermo. Perché... Scusa. No, ti interrompo un attimo perché appunto è importante questa cosa qua, perché appunto si parla sempre di più di sport benessere, no? Sport benessere, sì. Che vuol dire anche lentezza, comodità, poter scoprire un po' il territorio con lentezza, e quindi appunto l'obiettivo che mi hanno detto: fermiamoci magari in un hotel che ha dei servizi per i cicloturisti, ma che ti permette anche di poter rilassarti e poterti rilassare, poter fare le attività sportive, poter visitare la città, ma all'interno della nostra struttura abbiamo iniziato dei lavori di recupero 5 anni fa, e abbiamo trasformato una zona che era inutilizzata, l'abbiamo trasformata in palestra e officina per le bici. Se si volesse aggiungere anche altre 4 persone che non hanno la bici, no? Come si può risolvere questa cosa qua in questo periodo storico non ci sono bici? La possono noleggiare. Sì. Tu puoi darci qualche indicazione? Certo, abbiamo le porte di Udine Kusic, che è una delle realtà Bike, che è una delle realtà più importanti, è un numero uno, del Friuli, se non la più importante del Friuli Venezia Giulia. Quindi tu collabori con noi collaboriamo con di... Kusic, abbiamo i suoi pezzi di ricambio e offre anche questo servizio di noleggio. Volendo uno può noleggiare la bici dentro. Sappiamo che adesso è un po' complicato. Adesso è un po' complicato in questo periodo, sì. Però per i piccoli gruppi comunque, sì. E quindi anche questo, magari se si ferma più giorni si può... Per 1 o 2 giorni può combinare un noleggio. Ecco, magari per anche chi alloggia qua. Abbiamo tante bellissime piste ciclabili che partono dalle porte di Udine. Infatti sarebbe un peccato non approfittare. Si pensava di fare appunto di questi 3 giorni, poi di partire da qua e di andare a vedere magari anche le città UNESCO, che ce ne sono in un raggio qua di pochi chilometri, quindi i chilometri fattibili sono normalmente in una giornata, anche chi fa cicloturismo, quindi non è proprio allenato oppure si avvicina a questo sport anche attraverso le bike, no? Certo. Si può partire da Udine, qua dall'hotel, dopo aver fatto con calma una buona colazione, una sana e sportiva colazione, anche a base di miele, che so che anche tu certo, ogni mattina molto. Ecco qua. Esatto, qui vedete il comfort, no? Sono tante piccole cose che fanno la differenza. Dicevo che partire da qua si può andare a Cividale del Friuli, che è città patrimonio dell'UNESCO, col tempietto longobardo, e quindi si dista sui 17 km, quindi fattibilissimo anche. Sì, in giornata è più che fattibile. Ci sono le ciclovie tabellate e tutto, sì. Però lo possiamo fare insieme e magari una volta verrà anche tu. Ma certo, io ho la bici. Sotto? Certo, quella verde. Quella verde, sì. Molto bella, no? Allora, Pierluigi, direttore, no? Di questo hotel che è nel centro storico di Udine. Per quanto concerne il cicloturista, no? Abbiamo adibito dei specifici servizi come il deposito per le biciclette, dopodiché facendo con tutti i servizi annessi, no? Con i servizi annessi, no? Lavanderia, asciugatura. Esperienza diretta, noi abbiamo creato praticamente per poter lavare e asciugare direttamente i vestiti, perché se arrivi con una giornata di brutto tempo puoi ripartire il giorno dopo. No? Esatto, quindi tutti questi servizi sono in un'area vicino ai garage, no? Un'area dopo l'ingresso del garage. Al rimessaggio delle bici, per cui entri al deposito bici dove uno
parcheggia la bici, la custodisce, Sì. e c'è il reparto lavanderia e lava e asciuga per Quindi tutta quello l'area, che riguarda tutta l'area attrezzata. e tutto quello che serve per pulire la bicicletta, pulire gli Sì, abiti sì, e sì. tutto. Con i supporti, no? Con i supporti, E cioè il la cavalletto, piccola la struttura, manutenzione, esatto. tutto. Tutto quello che può servire, no? Che magari uno è partito magari e non pensava di fare un giro in bici perché magari l'ha noleggiata anche in loco, no? Succede, Ecco. sì, sì, sì. E si può scegliere quindi poi anche una guida, no? Come siamo noi, e quindi può scoprire Certo. la città partendo anche da qua, no? Quindi, Partendo anche da qua. ecco, oppure può, anche quando arriva la sera, può fare anche, c'è un'area comfort, ma anche un'area relax e un'area palestra. Un'area fitness dove uno abbiamo la palestra completamente tecno gym con tutti i macchinari, si può fare sia corpo libero che macchine, e attrezzata con docce, asciugacapelli, tutto quello che serve, spogliatoio, Sì. tutto. Bene, allora adesso ci prendiamo un caffettino, no? Qua. Volentieri, che è l'altra Qua. cosa, no? Sì, che dicevamo, la possibilità eventualmente di fare colazione o cenare in terrazza, che insomma, sì, a Udine con vista del giardino, no? Buongiorno. Buongiorno. Allora, io non sono solo, visto che avete un sacco di servizi in questo hotel, no? E sono con la bici. Come procediamo? Allora, lei può uscire qui fuori a destra, prendere la prima a destra ancora, al civico 13 troverà l'ingresso del nostro garage e le lascio la chiave. Sì. Con questo potrà accedere Bellissimo, proprio al deposito. dedicato alle bici. Bene, allora procedo. Ecco, nel frattempo Romano ha raggiunto un'altra piazza storica importante della città di Udine, piazza 20 settembre, e quindi lo raggiungiamo perché ci racconti e ce la faccia vedere. Romano, tu sei in piazza 20 settembre, giusto? Eccoci, quindi come vedete Udine è magnifica, ci sono molti sottoportici, no? Che quindi è pieno di negozi, che si può camminare anche quando un po' piovigina, ma siamo fortunati perché comunque c'è il sole e qua c'è la piazza anche, piazza 20 settembre, e come vedete c'è il mercato anche pure, quindi pullula di persone, no? È una piazza storica, non parcheggiano le macchine qua, quindi ormai ci sono delle zone molto a vantaggio di chi è per i pedoni e di chi è cicloturista, no?
Dietro di me invece vi faccio vedere, usciremo dal centro storico, quello più storico, il più centrale, le vie più centrali, no? Per poi proseguire verso via Grazzano, che così vedremo anche dove prosegue la roggia, perché in molti tratti chiaramente è stata nascosta, come si dice. Ecco, quindi abbiamo una bella panoramica di questa meravigliosa piazza, dove appunto si tiene anche il tradizionale mercatino, un mercato che è proprio il tipico mercato dove si possono trovare diversi articoli, dall'abbigliamento alla frutta, alla verdura, e ha proprio l'aspetto caratteristico dei mercatini di una volta, quindi si sposa proprio con la piazza, una piazza tra l'altro ricca di locali molto belli, dove si può degustare l'aperitivo piuttosto che la sera il famoso happy hour, e godersi proprio questo centro città che pullula, questo centro città vivo. Vi faccio vedere una cosa, che cosa vuol dire che quando una città è a misura di chi usa la bici. Come vedete, la segnaletica se si vede bene, lì c'è scritto via Grazzano, no? Ed è una via comunque anche storica, dove c'è anche il museo, e ci sono i segnali appunto perché ti segnalano dove ci si può muovere appunto comunque in bici tranquillamente. Quindi uno può, se arriva in macchina a Udine, la parcheggia e dopo si muove totalmente in bici e a piedi per scoprire la città. Ecco, adesso proseguiamo e imbocchiamo la storica via Grazzano, che veramente è, anche i cittadini qua sono molto molto uniti, e qua c'è anche il museo etnografico del Friuli, eccolo qua, Palazzo Giacomelli, e qua vedremo appunto, un attimo che faccio vedere che lasciamo la bici, e per vedere che qua appunto passa la roggia, come vedete. Ringrazio e saluto i nostri Romano ed Elbrick, che come ogni puntata ci fanno gustare appieno le bellezze del nostro Friuli Venezia Giulia, perché è una regione veramente meravigliosa, dove a pochi chilometri di distanza troviamo il mare, troviamo le montagne, le bellissime colline. È un posto che merita di essere visitato e apprezzato da tutti i punti di vista, in tutte le sue peculiarità. E noi con il nostro ciclo di trasmissioni Scopriamo il Friuli Venezia Giulia stiamo cercando di fare proprio questo e di dare il massimo proprio in questo senso per tutti voi. Ringrazio i nostri ascoltatori, che siete sempre più numerosi. Vi invito, qualora vi piaccia quello che noi trasmettiamo, a mettere il vostro like alla nostra pagina Facebook Esplora e Ama, e vi invito nel continuare a seguirci, e in attesa della prossima puntata vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti. We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org.